Felice di nascere all'ospedale Città del Piave. Da oggi le neomamme che partoriranno in questa sede riceveranno un kit che consiste in un body da neonato. Le prime a indossare la novità sono state Camilla e Margherita, due gemelline del punto nascite di San Donà di Piave. Sono due messaggi. Il primo è felice di nascere. Dobbiamo fare tutto quello che è possibile per sostenere la natalità, che spesso non è solo un problema economico, è anche un problema di mentalità, è anche un problema di sentire la società e la collettività vicine. Facciamo capire alle giovani coppie che noi ci siamo, che l'ospedale garantisce un servizio di eccellenza e poi insomma il richiamo all'ospedale di San Donà è particolarmente interessante perché abbiamo una struttura di elevata qualità dove vengono a partorire anche da altre ASL con dei percorsi molto anche originali, innovativi. Nel 2023 il punto nascite di San Donà ha registrato quasi 500 nati e il 2024 è iniziato con un incremento dovuto probabilmente alla qualità dei servizi erogati, dalla disponibilità della patologia neonatale al parto indolore nelle 24 ore, oppure la pratica del cesareo dolce sino alla gravidanza a basso rischio a gestione ostetrica. Cerchiamo sempre di più di umanizzare il parto e di renderlo il più fisiologico possibile come deve essere. Per questo già da un po' di tempo facciamo il cesareo dolce in cui si mettono nelle condizioni particolari la futura mamma, cioè dobbiamo scaldare l'ambiente, dobbiamo fare una tecnica particolare chirurgica e in questo modo riusciamo ad effettuare il contatto pelle a pelle subito alla nascita già in sala operatoria. Abbiamo bravi professionisti, medici, infermieri, ostetriche, ma anche persone che sanno curare con il cuore e sanno gestire molto bene la comunicazione e la relazione con le persone. E anche questa è una testimonianza per dire grazie a tutti coloro che scelgono l'ospedale in un momento che è fisiologico, che è quello del parto.